Inizia il secondo tempo tra Bra e Blue Orange Ospedaletti. Ricordiamo il parziale del primo tempo: il Bra è in vantaggio per 4-1 sul fuori casa, quindi qui a Imperia, in questa prima giornata di campionato di Serie B nazionale di calcio a 5 girone A. Ricordiamo, il Bra è una delle squadre pretendenti al titolo, a salire di categoria per partecipare l'anno prossimo al campionato di A2, e oggi comunque finora ha dimostrato tutta la sua bravura. Riparte, quindi vediamo quanto influirà e cosa cercherà di cambiare mister Basta in questo secondo tempo, dando magari una pressione maggiore sul portatore di palla in modo da aiutare e cercare di rientrare in partita. Teo Torre chiede un fallo non fischiato dall'arbitro. Ecco, vedete, a questo momento ha chiamato uno schema il portiere per l'uscita l'uscita pressa. Attenzione, palla incredibile, gol incredibile sbagliato da Torre. Si è trovato il pallone un pochino indietro, non è riuscito a colpirlo bene. Peccato, sì, perché lui è mancino. Peccato, perché comunque sarebbe stato un 4-2 ed era un inizio di secondo tempo, almeno ci si poteva provare. Sì, poteva essere un buon inizio, sicuramente poteva ridare morale comunque alla squadra, ma il bello è che i ragazzi ci sono e non mollano. Peccato per Simone, che il suo secondo errore. Attenzione, di nuovo palla nei piedi di Giustacchini, che per poco si è trovato di nuovo la palla per poter accorciare il risultato. E la sfortuna è che gli è carambolato addosso, il pallone è uscito, quindi rimessa del Bra. Però abbiamo visto che già 2 o 3 volte perdono queste palle in fase difensiva, e è già la terza o quarta volta che ci si trova uno a tu per tu col portiere, e poi purtroppo non si riesce a concludere, anche per la buona prestazione, bisogna dirlo, di Ruggirello. Però insomma le possibilità di fare gol ci sono. Questo dimostra che comunque il Bra a volte non è concentrato come dovrebbe. Peccato, perché se avessimo avuto più freddezza sotto porta, cercando comunque di aggirare il portiere invece che tirargli addosso, sicuramente il risultato poteva già essere diverso. Anche perché insomma loro in questo momento si sentono sicuri della partita, però con 4-1 calcio a 5, credetemi, non si è mai sicuri, la partita non è mai finita fino al fischio dell'arbitro finale. Ricordiamo intanto di salutare gli amici di Liguria TG24, canale 216 del digitale terrestre, dove si vedrà la partita, e potete anche vederla su Facebook, su Sport TV. Salutiamo anche il direttore Paolo Staltari. Attenzione, però, palla importante ancora. In questo momento è partito molto bene il Blora, sta cercando di riaprire la partita. Anche adesso azione da gol. Peccato la chiusura del secondo palo è mancata, e insomma altra azione, possiamo categorizzarla con un'altra grande azione da gol. Sì, queste sono le azioni importanti del calcio a 5, con scambi fitti tra i due o tre giocatori. Peccato sulla chiusura sul secondo palo, Maurizio si è trovato troppo avanti rispetto al pallone. Molto bene in fase difensiva Luca Bianco. Simone Torre, attenzione, Melini cerca lo spazio, va alla conclusione Luca Bianco. Molto buon inizio comunque di secondo tempo da parte dei ragazzi. Sì, sicuramente inizio schioppettante, questo fa piacere perché dimostra, come abbiamo già detto, che gli aranci non vogliono mollare, e ci auguriamo insomma che riescano a inquadrare la porta e a superare il portiere. Bisogna vedere fin quando riusciremo a tenere questo ritmo, che è abbastanza alto, soprattutto in pressione sul portatore di palla. Ecco, attenzione, ancora un'altra palla, Simone Torre, Simone cerca dalla palla per Giustacchini, e questa secondo me è la palla di mano però del portiere. Adesso è 2 contro 0, attenzione, contropiede, Granata, 5-1. Però probabilmente c'era un tocco di mano fuori del portiere, fuori area? Ma non mi è sembrato a vederla dalla mia posizione, però questo dimostra quanto è bravo questo portiere, che ha chiuso per 3 volte la conclusione dei miei compagni, e ha fatto ripartire l'azione. La legge del calcio è gol mangiato, gol subito, e di nuovo si fa viva questa regola.
Eh sì, perché soprattutto sulla ripartenza, proprio nata dal portiere, da Ruggirello, è nato questo contropiede, 2-0 e quarto gol, ricordiamolo, di Granata. Però proprio nel momento di maggiore pressione da parte del Blu Orange, che stava giocando anche ancora adesso, occasione di Simone Torre, stava attaccando, stava mettendo un attimo alle corde, però secondo me, posso dirlo che è dubbio, a me è sembrato che ci fosse quasi un contatto, forse poi bisognerà vederlo, contatto di mano del portiere fuori aria, che sarebbe valso comunque una chiara azione da gol, e quindi sarebbe anche stata preso provvedimenti disciplinari da parte dell'arbitro con cartellino o giallo o rosso, non lo so, adesso poi bisogna vedere come avrebbe valutato, però sicuramente ricordiamo che a 5 non si gioca poi in caso di espulsione in 4, ma si sta per 2 minuti in inferiorità numerica, poi c'è il cambio, però il giocatore espulso chiaramente non può più rientrare in partita. Comunque è un'azione dubbia, almeno dubbia, concedimi. Un'azione dubbia, davvero, te lo concedo. Nel frattempo abbiamo visto la fase offensiva del Bra, dove Alessandro ha fatto 2 buone parate coi piedi, perché comunque il portiere di calcio a 5 deve essere bravo con le mani quanto coi piedi, perché in spazi così ristretti spesso e volentieri è più facile parare col piede piuttosto che con le mani. Eh sì, perché come dici tu, proprio spazi ristretti, i riflessi arrivano prima in quel modo lì. Infatti poi gli allenamenti del portiere sono studiati proprio per cercare di migliorare il riflesso, si lavora tantissimo sulla velocità e sulla reattività. Sì, si agisce molto sulla rapidità, sull'agilità e sui continui spostamenti dai vari pali. Ecco, è entrato anche Serve Enrico, un giocatore secondo me molto importante per questa squadra, molto fisico, che però alterna sia la fisicità che la qualità, ha grandissima facilità di corsa. Per il momento non è ancora riuscito a farla vedere, però vedremo nel corso del campionato. È un giocatore sicuramente molto molto forte. Sì, Enrico è un under 21, ricordiamo che per la regola che vuole comunque 3 under 21 a disposizione del mister, 2 under 25. E 2 under 25. Enrico comunque fa parte degli under 21 ed è comunque un ragazzo che ha dimostrato di essere cresciuto e di poter tranquillamente giocare con la prima squadra. Riparte Giustacchini, Melini, viene chiuso. Guardate come chiudono loro in fase difensiva, i 3 praticamente si chiudono e non danno lo spazio per il passaggio. Molto bravi anche in fase difensiva, in fase di non possesso soprattutto. Melini cerca la conclusione, vedete come riesce sempre a chiudere molto bene il Bra. Però il possesso palla, ripeto, in questo momento è un po' cambiato rispetto al primo tempo, è a vantaggio del Blu Orange. Attenzione alla pressione, viene fischiato fallo, che ci può stare. Sì, una piccola ingenuità, perché comunque il giocatore con le spalle rispetto alla nostra porta, bisognava lasciarlo giocare ed eventualmente intervenire su un suo passaggio. Però questo denota comunque la voglia di riacciuffare il risultato e quindi di non voler mai mollare. Rimessa laterale per il Bra, che ricomincia dal possesso palla con Busetti, Alessandro, che subisce un altro fallo da Melini, il secondo fallo in attacco. Non è consigliabile fare fallo in attacco, perché ricordiamo il sesto fallo è il tiro libero, e fare falli in attacco sono falli sprecati quando magari servirebbe di più tenerli in caso di difficoltà in fase difensiva. Nella metà campo avversario sono assolutamente da evitare. Questo dimostra un po' anche forse il nervosismo, che comunque dobbiamo stare attenti, insomma, a limitare magari queste azioni negative nella metà campo avversaria. Ha preso anche un fallo il Blu Orange su Giustacchini, è stato Bussi, l'Under 21 del Bra, a effettuare il fallo. È stato
molto abile Giustacchini, la palla comunque torna tranquillamente tra le mani di Ruggiero. Ecco la pressione che dicevamo, in questo momento bisogna cercare di fare la pressione e dare poca possibilità ai giocatori del Bra di uscire, però la pressione va fatta tutti assieme, nel senso che fai la pressione, ognuno deve tenere il suo uomo in modo da non potergli dare la possibilità di avere il passaggio facile, e quindi la pressione va fatta proprio come squadra, muoversi proprio in maniera coordinata. Abbiamo potuto vedere in questo momento, proprio nel loro possesso palla, come sono bravi nei movimenti e nei contromovimenti i giocatori del Bra a cercare lo spazio buono per poter fare poi l'imbucata e ad arrivare nella porta dell'Ospedaletti. È entrato intanto un giovanissimo Maglio Nicola, un altro classe 95, e in questo momento in questa squadra in Serie B ci sono 2 95 in campo, diciamolo però. Sì, è sicuramente una cosa da segnalare, questo perché comunque l'Under 21 della Blue Orange è sempre da 3 anni che comunque svolge campionati nazionali, anzi da 4 anni, quindi i ragazzi sono tutti cresciuti e ora sono sicuramente arruolabili per la prima squadra. Vedete, anche in fase proprio di pressing alto non perdono mai la testa, riescono sempre a stare tranquilli e non buttano via un pallone. Questo denota proprio, come dicevi tu, grande padronanza tecnica e anche tattica di una squadra di livello importante. Cerca di vincere il campionato. Attenzione, altra azione importante. Grande palla di Enrico Serva che ha fatto questo tiro cross sul secondo palo. Peccato Maglio è arrivato quel decimo di secondo in ritardo, non ha dato la possibilità di segnare, però altra azione comunque importante. Sì, altra azione importante. Abbiamo visto anche il modo di rimessa dei portieri. La palla può essere rimessa dal fondo con le mani, e una cosa importante nel calcio a 5 è che la palla non può tornare poi al portiere a meno che non venga intercettata da un avversario, altrimenti il portiere non può più impossessarsi della palla e diventa poi solo un giocatore come gli altri se supera la propria metà campo. E che viene spesso utilizzato a fine partita, quando per recuperare molte squadre giocano col portiere fuori, che va appunto a impostare l'azione. Ecco l'uscita pressing da parte questo è fallo, il secondo fallo di Bussi che commette, molto bravo Maurizio Merini in questo caso a proteggere il pallone. Posso dire che all'inizio del secondo tempo comunque abbiamo visto un Blue Orange diverso, che ha creato già parecchie palle gol e purtroppo è stato punito da questo forse errore arbitrale, comunque è una situazione particolare di gioco, però sta dimostrando di esserci, no? Insomma, con una squadra così forte, se dovessero riuscire questi ragazzi a evitare qualche errore in fase difensiva, qualche dimenticanza, potrebbero fare un buon campionato. Questo ci contiamo, i ragazzi sono cresciuti tutti, come dicevamo, un gruppo unito, coeso, che è cresciuto assieme, e sicuramente questa partita è un buon... Adesso vediamo un fallo secondo me sbagliato, fischiato dall'arbitro. Fischiato e anche ammonito, viene ammonito, il primo ammonito della partita Melini, però insomma sembrava che questa scivolata, che poi la regola scivolata ce la spieghi bene, però il pallone l'abbia toccato. La regola dice che comunque si può fare la scivolata ad intercettare il pallone, l'importante è non entrare in scivolata quando il pallone è in possesso dell'avversario. In questo caso comunque l'avversario si era allungato il pallone e in quel momento Maurizio, entrando in scivolata, l'ha completamente anticipato. A mio avviso non era un fallo e tantomeno da ammonizione, perché non mi sembrava un'entrata cattiva, e assolutamente in questo caso secondo me l'arbitro è stato troppo severo. Troppo fiscale anche la scivolata da dietro, non punibile. Ma in questo caso stavano correndo uno a fianco all'altro e nel momento in cui l'avversario si è allungato il pallone Maurizio è intervenuto in scivolata, quindi ripeto, in questo caso non era una vera e propria entrata da dietro, ma secondo me era uno a fianco all'altro ed era indirizzata assolutamente sul pallone. Diciamo così, poteva starci forse magari anche il fallo, ma sicuramente in ogni caso l'ammonizione mi sembra esagerata. Questo sicuramente. Bra, possesso palla, un bel numero del numero 13 Brignante Matteo, che fa un grandissimo gol di Brignante Matteo, under 25
che chiude la partita, e adesso devono stare attenti i ragazzi veramente a non perdere la concentrazione. Intanto è uscito, abbiamo visto anche Granata proprio al risultato ottenuto, e finché fanno questi gol diventa difficile. Sì, non devono demoralizzarsi, devono sempre mantenere alta la concentrazione. È vero che qui non è colpa di nessuno, ha sicuramente esploso un gran tiro il giocatore del Bra. Anche perché, ripeto, era un inizio di secondo tempo che faceva ben sperare, però il parziale è 2-0 per gli avversari, insomma, quindi un 6-1 pesante. Un 6-1 pesante, però ci sono comunque degli aspetti positivi. Ora, ripeto, non dobbiamo allungare troppo le marcature. Come anche adesso la scivolata non è stata neanche sanzionata, eppure mi sembra... Ascolta, dove secondo te c'è più da lavorare in questo gruppo per centrare quello che è l'obiettivo della salvezza? Dove secondo te la squadra è più in difficoltà? Ma per noi sarà sicuramente importante la fase difensiva, perché sarà sicuramente quella più sollecitata. L'importante da parte nostra è riuscire comunque a chiudere gli spazi e ad essere sempre concentrati e mantenere alta la concentrazione, per evitare proprio di far trovare l'avversario a tu per tu col portiere, o comunque impossibilità di calciare in porta. Ancora azione di lo scavetto di Licciardi e la palla esce. Molto buono anche questo Licciardi in fase di impostazione, abbiamo visto dietro, molto pulito, e in questo momento si è anche proiettato in avanti. È un giocatore, penso, fondamentale, quasi come Granata per questa squadra, con il portiere che ha fatto comunque anche lui 3-4 buoni interventi molto determinanti. Sì, sicuramente sono 3 giocatori rappresentativi per questa squadra, e adesso Granata si è seduto in panchina per riprendere un po' le energie, ma comunque i giocatori che sono subentrati sono sicuramente di categoria. Eh sì, anche molto giovane, è entrato Guercio Andrea con il numero 2, under 21, voluto appunto da mister Joana, e quest'anno c'è un po' di polemica con l'arbitro, adesso devono stare attenti a non perdere un pochino il controllo e la palla viene ridata. Sì, grande atto di fair play da parte degli avversari, che si sono resi conto di aver tirato loro per ultimi la palla fuori e l'hanno riconsegnata agli avversari, nonostante l'arbitro avesse dato una segnalazione diversa. Ricordiamo appunto che tra i vari assenti di questa partita ci sono 2 giocatori squalificati, uno fino al 31 dicembre 2013 che è Marco Anzalone, e l'altro, ricordami, Davide Melini, fino per 2 anni squalificato. Perché l'anno scorso nella partita decisiva con l'Albisola ci fu un finale di partita abbastanza caldo. Sì, è stato un finale caldo, assolutamente evitabile, da evitare sicuramente. Certo è vero che a quel momento sembrava che a causa di alcune scelte arbitrali ci fosse stata preclusa la possibilità di salire in B, quindi diciamo legittimato, ma assolutamente sono sempre situazioni da evitare, perché non è mai bello comunque assistere a certe situazioni. Peccato anche perché Marco Anzalone, insomma, in questa squadra servirebbe parecchio col suo possesso di palla e la sua qualità. Beh, Marco sicuramente è uno dei giocatori tecnicamente più dotati della squadra, anche se ormai ha qualche anno di troppo, però mantiene sempre un gran tocco di palla, ed è quello che di solito riesce a trovare delle geometrie che magari altri giocatori non hanno come caratteristiche. E quindi un'assenza pesante come quella del capitano, insomma. Peo è un giocatore fondamentale, serva perché riesce a saltare l'uomo in fase di recupero, è un giocatore in questa squadra, nessuno, si dice che tutti siamo utili, nessuno è indispensabile, ma lui è uno di quelli che comunque quando manca si sente. Si sente anche perché, come il discorso che abbiamo fatto precedentemente per Luca Bianco, è un motivatore, è un ragazzo che c'è sempre, dimostra una delle sue grandi qualità, secondo me, è la caparbietà, non molla mai, ed è per questo che è uno dei punti di riferimento della squadra. Una cosa da sottolineare di questa squadra è il gruppo, no? Un gruppo molto unito, un gruppo di amici, al di là, no? del campo di calcio, è nata un'amicizia profonda tra i giocatori, ed è una cosa bella perché comunque si vince e si perde tutti insieme.
Sì, come abbiamo detto già prima, oltre al fatto che comunque è da almeno 4 anni che i giocatori si trovano tutti assieme a disputare i vari campionati, c'è di bello che sono uniti anche al di fuori del campo. E attenzione, palla ancora di questo Bignante che è entrato bene in partita, è già pericoloso, ha già fatto un gol e anche adesso ha calciato laterale, si toglie la casacca e rientra Granata. Sì, dicevamo dell'importanza del gruppo, che sicuramente è un'arma in più, però è vero che non basta, bisogna riuscire a crescere sempre di più e cercare sempre di affrontare gli avversari e non mollare mai e rimanere sempre concentrati. Ecco, adesso in fase di ripartenza molto bene il Bra, Granata. Esterno, gran tiro, sì, di punta, esterno della rete. Ricordiamo, ecco, che quando imparavamo tanti anni fa a giocare a calcio, nel calcio a 11 ci dicevano non tirare mai di punta, ci insegnavano a tirare di piatto, di collo. Invece nel calcio a 5 il tiro di punta è fondamentale perché riesce a anticipare il movimento sia dei difensori che del portiere e creare così, a parte che il pallone parte molto più potente e più forte, e crei parecchi pericoli. Attenzione, Maglio dopo la buona parata di Ruggirello, situazione di trama, ripartenza però che si perde da parte del Bra, giusto, del tiro di punta. Sì, giustissimo del tiro di punta. Ci sono due fondamentali importanti nel calcio a 5 che sono lo stop di suola e il tiro di punta, e sicuramente rispetto al calcio a 11, ma questo è anche permesso dal tipo di pallone, perché essendo un pallone, come abbiamo già detto, a rimbalzo controllato, è più facile da controllare, ma allo stesso tempo, essendo leggermente più pesante di quello a 11, per imprimere più forza e dare maggiore imprevedibilità al tiro, sicuramente il tiro di punta riesce ad anticipare quel tanto che basta il tiro da mettere sicuramente più in difficoltà un portiere. Ricordiamo che ultimamente anche nel calcio a 11 vediamo, soprattutto dai giocatori brasiliani, utilizzata la tattica della tecnica del calcio del tiro di punta. Perché loro da bambini partono tutti giocando così, a 5, perché è studiato proprio a livello quasi scientifico che in un campo di calcio a 5 il pallone lo tocchi molte più volte rispetto a un campo più grande, e quindi riesci a affinare la tua qualità, la tua tattica, la tecnica, e quindi i brasiliani, come sappiamo, eccedono in questa materia. Sicuramente il calcio a 5 non va visto in contrapposizione al calcio a 11, ma attenzione, incredibile, palla gol incredibile a porta vuota, Beppe Rao colpisce il palo, insomma quando non deve andare non va. Sì, in questo caso di nuovo una mancanza di freddezza sotto porta, e questa è la grande differenza tra una squadra che comunque punta a vincere come il Bra, che non ci ha concesso, non ha fatto errori sotto porta, a noi che sicuramente abbiamo avuto molte occasioni e non abbiamo saputo sfruttarle al meglio. Eh sì, è proprio così. Ecco, in questo momento vedi, c'è stato il cambio, spieghiamo questa regola, sono passati 5 secondi, non è stati 4 secondi, non è stata battuta la rimessa, quindi l'arbitro ha fischiato il cambio. Quindi 4 secondi, attenzione, Granata. 5 gol. Trasforma in oro ogni palla che tocca. 7-1. Che giocatore, veramente. Se poi gli si lascia spazio, lui poi è bravo a sfruttare ogni occasione che gli viene concessa. Penso che se dovessimo scegliere l'uomo partita non avremo dubbi. Sì, sicuramente Granata l'uomo partita, mattatore di questa gara, però lo sapevamo che era il giocatore con più qualità. Poi ripeto, forse un po' troppo spazio, adesso l'importante è che non si conceda troppo al Bra, perché altrimenti il rischio è proprio di vedere una goleada più di quanto stiamo già assistendo. Certo che 50 gol a campionato, ne fa 5 in una partita, ne fa anche di più quest'anno se parte così. Sì, sicuramente sì. Questo è fallo, giustamente, viene ammonito. Attenzione, sì, la munizione è giusta. Ammonito Granata. Beh, su 7-1 potevano evitarlo. Sì, potevano evitarlo, tant'è che lui ha usato molto la sua fisicità, come vedete è ben piazzato,
e ha semplicemente allargato un po' il braccio, e quando comunque i giocatori sono in corsa è molto facile commettere fallo. Una cosa interessante comunque da segnalare è anche la fisicità dei giocatori, perché a differenza di quello che uno possa pensare, nel calcio a 5 non troviamo solo giocatori brevilinei, ma è stato provato che comunque i giocatori anche della nazionale italiana con un baricentro basso abbastanza potenti e giustamente hanno più esplosività. Sì, no, ma quello adesso si è mangiato un gol granata. No, ma quello che volevo dire è che, a differenza di quello che si possa pensare, l'importante è la rapidità e la velocità comunque di esecuzione del giocatore, perché in nazionale abbiamo una media di giocatori con un'altezza intorno al 1,77 m e un peso che può essere intorno ai 76 kg. Certo. C'è molto quindi ai giocatori di calcio a 11, cioè non per forza devono essere... No, certo. Dicevamo, è vero, quello che dicevi prima, a parte il discorso della fisicità, che questa squadra deve imparare, il Blue Orange, a essere un pochino più cattivi sotto porta, perché insomma qualche palla gol hanno avuto nel secondo tempo. No, hanno avuto molte occasioni, il Bra ha concesso parecchio, direi, e questo anche perché comunque quando una squadra incomincia ad allungare il risultato tende magari a perdere la concentrazione, però non abbiamo saputo sfruttare le occasioni che ci sono state concesse. Esordio in campionato per Manuel Padovani, numero 9, un ritorno gradito nella squadra, aveva avuto qualche problema anche lui fisico sul ginocchio lo scorso anno e recupera ancora Trama. Adesso però devono stare attenti, perché in fase difensiva, bravissimo Alessandro Basti, in fase difensiva comunque non si devono fare prendere in questo modo, perché sennò diventa veramente una... No, assolutamente non capisco tutte queste disattenzioni. Lasciare da solo un giocatore come Granata è assolutamente sconsigliabile e da evitare. Giustacchini di testa, la palla, vedete, c'era sempre lui, bravissimo ancora Giusta. Partita è diventata ormai molto complicata, è inutile dire, i ragazzi in questo momento sono anche parecchio demotivati, basta guardare le facce dei giocatori in panchina. Beh, è normale che con questo risultato ci possa essere un po' di sconforto. Sicuramente dobbiamo tirare fuori il nostro carattere, perché quello che ci ha contraddistinto nella prima stagione di Serie B è stato proprio il non demordere mai, tant'è che abbiamo ottenuto il nostro risultato, la nostra prima vittoria nel girone di ritorno, e questo è stato significativo perché ha mostrato come non avessimo mai mollato e avessimo sempre comunque cercato di ottenere il risultato di vittoria. È stato ammonito Giustacchini per simulazione? Mi sembra proprio di sì, anche se a mio avviso il fallo c'era, era stato toccato. Diciamo che a volte forse ha leggermente accentuato. Può aver accentuato, a me è sembrato che ci fosse il tocco, poi la moviola ci permetterà di verificare. Comunque un arbitraggio molto deciso e non sempre favorevole al Blue Orange. Beh, diciamo che a volte gli arbitri si lasciano condizionare dalla maglia, come avviene magari nelle categorie superiori. Anche se è lontano da noi dire che il risultato di oggi è stato deciso dall'arbitraggio, assolutamente il risultato è frutto della differenza delle squadre in campo. No, sicuramente no. Quello che solo volevo dire era che comunque a volte l'arbitro cerca magari di tutelare, ma involontariamente probabilmente una cosa inconscia, la squadra comunque che sta vincendo, che dimostra di essere comunque più brava. Comunque ricordiamo che per salvarsi non sono comunque, queste sarebbero stati 3 punti pesanti, però non sono queste le partite da poter vincere, gli scontri diretti saranno... No, lo sapevamo già che questa era una partita impossibile forse, contro una squadra comunque, come abbiamo detto dall'inizio, costruita per vincere il campionato. E quindi l'importante è non demotivarsi, non perdere concentrazione, continuare a lottare come abbiamo già insistentemente detto, e questa partita serve comunque per avere il primo impatto con la Serie B, per tornare a giocare a certi ritmi che nel campionato di Serie C purtroppo ligure
difficilmente riusciamo a vedere. Buona parata intanto. Ancora azione di attacco da parte del Bra, sempre lui, sempre Granata al tiro. La prossima partita in casa è col Castellamonte, potrebbe essere già una partita importante per cercare i primi punti per portare questa squadra all'obiettivo della salvezza. È scontato dirlo, ogni partita è importante e comunque ogni partita può portare punti. Oggi è mancata un po' di cinicità sotto porta. Secondo me, se avessimo sfruttato al meglio le occasioni soprattutto del secondo tempo, ma anche le occasioni che ci sono state concesse nel primo tempo, potevamo avere un parziale diverso, tenere a galla la partita. È ovvio che poi quando i gol contro aumentano, sicuramente i giocatori si demoralizzano, questo è ovvio. Ci può essere stato anche da parte di questi ragazzi un pochino di emozione, come chiamarlo, un po' di apprensione per questo ritorno e comunque salto di categoria importante, un altro fallo che si poteva evitare. L'emozione c'è sempre prima di ogni partita, è il bello comunque dello sport, è il bello del calcio. L'emozione c'era, so per certo che i giocatori potevano essere emozionati, però devo dire che comunque sono stati concentrati, messi bene in campo. Però qua subentra poi la differenza tecnico-tattica della squadra. Tra le due squadre. Allora c'è punizione per il Blue Orange, che però ha fatto fallo prima, quindi abbiamo 5 falli da parte di Orange. Al prossimo fallo ci sarà il tiro libero per il Bra, speriamo di non assisterlo. E quindi in questo momento punizione per il Blue Orange. Sul pallone c'è il capitano Luca Bianco, Trama si allontana, vediamo se cercherà direttamente la soluzione, il tiro in porta, o la toccherà per Giustacchini. No, cerca la conclusione, il pallone è stato deviato dal portiere che copre molto bene lo specchio. Ancora, eccolo il gol di Giustacchini! Gol di Giustacchini su assist da calcio d'angolo di Luca Bianco. È stato bravo a calciare tenendo il pallone basso. Il portiere probabilmente non ha visto partire il pallone. 7-2. 7-2, mancano più di 2 minuti, potrebbe essere l'occasione, anche perché no, per riaprire la partita, comunque per dimostrare che comunque ci siamo e che vogliamo far bene in questo campionato. Riaprire la partita, voglio dire. Mi ha detto dall'inizio che calcia 5. Vabbè, ma 5 gol in 2 minuti, ok, riaprire la partita mi sembra contro questi avversari di oggi così in palla un pochino difficile. In palla però hanno mostrato comunque di essere calati a livello d'attenzione, poi per carità dobbiamo essere bravi noi a non concedere adesso altre azioni pericolose. Anche perché in questo momento hanno in campo Rossi, hanno in campo Caddeo, praticamente hanno tolto Licciardi, hanno tolto Granata, hanno tolto Bussetti, praticamente del quintetto base non c'è nessuno. Qua Granata prima aveva fatto gol così. La posizione è un pochino più avanzata, ma sicuramente la dinamica era leggermente diversa, ma sì, ha fatto un gran gol. Giustacchini ancora, Bianco, è stata una bella conclusione. Padovani, Luca Bianco cerca di aggirare, però escono, palla al piede Rossi, attenzione, palla sul secondo palo, bravissimo Alessandro Basta, sulla chiusura su Bignante, che però non colpisce bene il pallone. Questa era un'altra azione da gol. Sì, dobbiamo stare attenti a questi contropiedi, loro ovviamente adesso cercheranno questo, noi ovviamente portati in attacco per cercare di accorciare comunque il risultato, però qualche altra soddisfazione secondo me in questa partita potremmo anche togliercela. Beh, speriamo, perché soprattutto per il morale dei ragazzi. Trama cerca di rigiocarla indietro, Giustacchini, Padovani, ecco Giusta. È anche bello da vedere tecnicamente come tocca palla Giusta, a me piace molto come giocatore, è cresciuto anche lui tantissimo rispetto al primo anno che arrivò a Ospedaletti nel Blue Orange, ha fatto una crescita veramente costante. Sì, crescita costante, proprio come dicevi te, anche dal tocco di palla, dai movimenti, dalla corsa che ha, dimostra di essere sicuramente un giocatore fondamentale per la nostra squadra. Ah, sicuramente. Cerca il possesso palla al blu, il Bra riparte da dietro, Ruggirello che prima ha fatto un gol incredibile, ricordiamolo, appena entrato,
Ancora bravo, il portiere è molto attento, scusate, Ruggirella è il portiere, sì, il gol era di Brignante. Ruggirella è molto bravo, sì, anche perché questo ruolo devi essere concentrato per tutta la partita, perché tiri te ne possono arrivare in tutti i momenti e in tutti i modi. Sì, infatti lo stress comunque anche psicologico che subisce il portiere è notevole, perché lui è uno dei pochi a non essere mai sostituito. Ancora un'altra parata, scusa se ti interrompo, calcio d'angolo. Sì, come dicevamo, il portiere comunque solitamente fa tutta la partita, è sempre sollecitato da continui interventi ed è il bello del calcio a 5, soprattutto per il ruolo del portiere. Contropiede, anche Basta riesce a rinviare. Diciamo che al secondo tempo comunque la sua partita il Blue Orange l'ha fatta, ha preso dei gol veramente molto evitabili, però probabilmente sono anche figli di questa voglia, di questa volontà di recuperare la partita. Sì, si è esposto a degli errori, a rischi maggiori. Sicuramente. Possesso palla da parte del Bra, che cerca di addormentare la partita per questi ultimi minuti. Ricordiamo il parziale 7-2 e ecco a Padovani, manca praticamente pochi secondi, la partita si può dire conclusa, ancora un possesso palla da parte del Bra. Quindi possiamo dire prima uscita stagionale del Blue Orange con una sconfitta pesante nel punteggio, da qualcosa comunque da salvare, però bisogna migliorare sia in attenzione in fase difensiva che comunque sotto porta, ed evitare queste azioni di contropiede in cui rimangono i giocatori praticamente contro il portiere. Finisce la partita, ringraziamo Fabio Ghisi per il suo commento tecnico, io sono Claudio Restelli, ringraziamo anche Paolo Rossi per le riprese televisive, rivedremo la partita su Liguria TG24, canale 216 del digitale terrestre, ricordiamo il risultato finale 7-2 per il Bra. Ecco il terzo tempo, il saluto da parte dei giocatori. Dal palazzetto comunale di Imperia, dal San Camillo è tutto, vi ringraziamo e vi aspettiamo per la prossima partita casalinga del Blue Orange. Un grazie a tutti.